Intanto incominciamo ad invitare i primi tre classificati nella prova 200 rana assoluti maschi, junior e ragazzi a volersi portare in prossimità del podio, nella fattispecie Coppola, Brustulli, Pizzonia, Costantin, Tabladini, Menin, Betti, Rossi e Chierichini. Comunicazione di squalifica: Thomas Polloni è stato squalificato per nuotata irregolare. Ripeto: Coppola, Brustulli, Pizzonia, Costantin, Tabladini, Menin, Betti, Rossi e Chierichini in zona cerimoniale. Intanto ricordiamo che durante la pausa pranzo, a breve pausa pranzo, la vasca continuerà a essere disponibile per il riscaldamento, che dovrà essere liberata comunque improrogabilmente alle ore 15:15 per consentire l'organizzazione della consegna dei premi delle migliori prestazioni tecniche. Le gare col programma pomeridiano riprenderanno alle ore 16. Leonardo Lucato, 1:41,52 ai 150 metri. Giacomo Gatti può ritirare il suo tesserino federale presso la postazione microfonica. Giacomo Gatti. E ormai siamo all'epilogo, si completa anche questa mattinata di gare. 2:18,05 Leonardo Lucato. Ancora un invito a Coppola, Brustulli, Pizzonia, Costantin, Tabladini, Menin, Betti, Rossi e Chierichini a voler raggiungere il podio con cortese urgenza. Tutti gli atleti hanno dunque terminato la loro prova. Non mi resta che ringraziare il gruppo ufficiali gara della Federazione Italiana Nuoto, nella fattispecie i due giudici arbitro Nisha Sangiorgi e